Abusata dallo zio, vittima una studentessa di 17 anni. Era il 29 febbraio quando la giovane di nazionalità indiana avrebbe subito le attenzioni dello zio 35enne. Tutto succede all'interno delle mura domestiche di una casa di Arzignano. Nonostante le pressioni psicologiche ricevute per celare lo scandalo, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto. Effettuati i necessari accertamenti sanitari a conferma dell'avvenuto reato, i carabinieri di Arzignano hanno informato prontamente la Procura della Repubblica di Vicenza. Sin dalle prime battute le indagini appaiono particolarmente complesse e delicate. La vittima minorenne non conosce le complete generalità del suo aggressore, né tantomeno è in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Un altro ostacolo è il clima di omertà da parte della famiglia, dovuto alla malcelata vergogna per il disonore ai danni della figlia. Inoltre, subito dopo il fatto, il violentatore fa perdere le sue tracce, partendo per un luogo ignoto. Mirati accertamenti tecnici uniti alle tradizionali indagini portano gli investigatori a identificare l'autore del reato, rintracciandolo in provincia di Pavia, dove l'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, ha trovato ospitalità da altri connazionali. Acquisiti convergenti e incontrovertibili elementi di prova e considerato il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato ai danni di altre giovani, il GIP del Tribunale di Vicenza ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In questo modo i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Vicenza, coadiuvati dai militari della stazione di Arzignano, hanno potuto arrestare il 35enne di nazionalità indiana che è stato portato in carcere al San Pio X a disposizione dell'autorità giudiziaria.